Ivano! Ivano, taglia anche quello! Ivano! Taglia anche quello! Ancora? Quello lì davanti, dai! Questo è un bell'albero per chi lo compra! Quale? Questo qua? Quello! Tanto viene sul castagno poi! Buongiorno, sono Remo Moraglia, il sindaco di questo magnifico paese medievale e oggi vi raccontiamo un attimo la storia della festa Arabarca. È la festa più antica del paese, infatti risale addirittura al 1200. Eravamo all'epoca delle repubbliche marinare, quando la Repubblica di Pisa veniva qui nei boschi di Baiardo a rifornirsi di legname per costruire il fasciame delle navi. Il conte Rubino, che era il signorotto qui del paese, aveva intrecciato questi commerci e a suo tempo aveva 3 figlie. Queste 3 figlie si erano innamorate di 3 marinai e volevano fuggire con loro. 2 figlie sono state ubbidienti al padre perché non voleva che si allontanassero dal paese, invece Angelina, che era veramente innamorata del suo marinaio, aveva deciso di scappare con lui. A questo punto il padre, dopo averle intimato di lasciar perdere e lei comunque testarla perché era talmente innamorata, ad un certo punto è scappata insieme al suo marinaio, il papà con i suoi soldati l'ha inseguita e l'hanno fermata, e quando l'ha fermata addirittura piuttosto di tornare indietro gli ha fatto tagliare la testa. Questo, diciamo, fa capire la tragedia familiare, però dall'altra parte la storia d'amore di questa giovane ragazza che voleva veramente bene a questo marinaio. Al che la popolazione del paese, sentito questo lutto, ha preteso di di portare la figlia nel paese, perché questo era successo nel bosco, e di farle le onoranze funebri come era dovuto a una persona di rango. Tutti gli anni a Pentecoste si fa questa celebrazione per ricordare questo evento e viene fatto tagliando un albero di pino di ago lungo in questa luna nella luna giusta per poter essere tagliato, e questo albero viene poi portato in paese, piantato nel mezzo della piazza e issato con le corde a forza di braccia, e alla fine, quando è su, i
le donne del paese e chiunque vuole partecipare formano un girotondo intorno all'albero e viene cantato questo cantico antico che racconta proprio la festa rabarca dell'amore di Angiolina per il suo marinaio. Oggi, che è la vigilia, ci siamo riuniti tutti i vari uomini del paese e i vari volontari. Siamo andati nel bosco del paese a cercare l'albero che domani verrà piantato qui in piazza. Nel bosco abbiamo trovato un albero adatto sia per lunghezza e per praticità che sia abbastanza agevole da tirare su, perché domani lo tiriamo su proprio con le corde, e l'abbiamo poi trascinato in paese e adesso viene preparata la buca dove domani nel pomeriggio verrà issato. Spero di vedervi domani numerosi per assistere a questo bellissimo evento antico di oltre 800 anni. Allora ringrazio senz'altro tutti i volontari, ringrazio anche Amici di Baiardo, che è la nostra associazione che fa da promozione al paese, perché grazie a loro riusciamo a organizzare questa festa che, come ho detto all'inizio, è la festa più antica del paese ed è l'inizio della nostra stagione estiva, degli eventi estivi. Nel bosco solitamente, oltre a prendere l'albero che viene piantato, si tagliano anche almeno altri 2 alberi, perché la settimana successiva, quindi la domenica dopo, l'albero viene abbassato, sempre tenuto dalle corde, e quando è per terra viene venduto all'asta. Quindi, per rendere più interessante e remunerativa l'asta, viene offerto, oltre all'albero che viene abbattuto, anche quelli in più che abbiamo tagliato nel bosco. Questi alberi, tagliati in questa luna buona, diventano, invecchiando, talmente duri e resistenti e sono molto adatti a fare del materiale da costruzione tipo le travi principali del tetto. Quindi sono appetibili non tanto come legna, che poi può essere arsa, eccetera, ma proprio per creare del materiale da costruzione, perché diventano talmente rigidi e duri che resistono come se fossero travi di cemento, molto duri. Ed infatti venivano usati dai pisani sia per il fasciame e per l'albero maestro delle loro navi, perché resistevano negli anni. E questo, l'appuntamento quindi è la domenica successiva, dove ci sarà anche il raduno degli alpini, e insieme agli alpini faremo questo abbattimento dell'albero e la vendita all'asta al miglior offerente. Vi aspettiamo sia domani e sia domenica prossima 31.
Le attacchiamo tutte e due, c'è la catena? Uno solo? Uno solo allora. Uno. Balla del cranio. Fate voi belle cose. Andiamo sull'altro, tanto le tire qua. Sì, lo tagliamo, via, sono tanti. Posto? Posso tirare? Basta? Ma si dice che sta tagliamo una filo close, no? Dai sai? Lo sai perché? Perché se lasci quando si Le schegge. t'arriva le schegge. È storto il fondo. Cosa avete visto?
Tagliamo quello. Ti dico là sotto, Beh, però va bene, grosso tutto quanto. Wow! Sento, eh! Ma rimane questo. Enzo, appunta che... Riccardo! Bello lo stesso, eh. Bello. Questo poi lo metti sul motocarro. Adesso è lunga, eh. Taglialo ancora un metro, va! Sei già arrivato? Come ha detto, guarda, C'ha le braccia lunghe, sto qua. Daniela, io una tu Red devi Bull mettere una hai sopra portato? l'altra. Una... com'è? Con strong. Una strong. Vabbè, dico. Prego. Lascito. Ma io ancora un pezzettino di questa la mangio perché è veramente buona. Andiamo a fare il buco, dai. Hai proprio avuto fortuna. Non si può.